la cosa che preferisco io qui in Carnia è la gente, perché da qui si sta bene con la gente. Io nel mio paese non scappo. La grandezza di Linusio in Carnia nel Settecento e come questa terra nel Settecento sia riuscita ad esprimere un imprenditore ma anche un modello di impresa. C'è la possibilità di poter collegare questi piccoli calcolatori a un grandissimo calcolatore. Il bello anche della Carnia è questa cosa qui, che tu apri una porta e ti trovi questa cosa. In passato la nostra era stata considerata una terra di maledizione. Io credo che invece oggi nascere in montagna sia una opportunità. Ho cominciato a rendermi conto che in realtà la montagna, ma la Carnia in particolare, era un paradiso in terra da questo punto di vista. L'acqua cade dal cielo. Io voglio denunciare che oggi gli amministratori devono guardare con più attenzione a questa grande risorsa. Siamo rimasti senza una bottega nei piccoli paesi, senza un'osteria. Cosa si può dire ancora? Peggio di così. No, non riuscirei più a vivere in una città. Abbiamo un vantaggio, un valore aggiunto in Carnia, che è quello delle identità. Noi ci sentiamo prima di tutto e soprattutto carnici. Un'altra caratteristica della Carnia è la grandissima intelligenza frammentata e diffusa sul territorio. Dovremmo svegliare un po' tutti. Qua per un po' di pioggia, televisione non va, internet non va. Io credo che la Carnia sia in questa situazione di abbandono prima di tutto per colpa della propria gente. Solo una persona esterna può far capire a un carnico che cosa lui ha in più. Forse bisogna crederci un po' di più. Il tuo sogno della vita futura qual è? Poter restare qui. Io sono partito. Prego.